Ah! Allora, calma, no, calma! Allora, il Napoli batte il Barcellona per 2-1 al Bernabeu del Real Madrid. Signori, allora, io non ho mai visto una squadra così in difficoltà. Non ho mai visto una squadra... Abbiamo avuto un culo grande quanto tutto lo stadio dello Sheffield United, del Manchester City. Allora, mi arrivano le notifiche perché tutti ne vogliono parlare. Io purtroppo sono al lavoro, non posso aprire la live. Voglio fare... allora, male. Il primo tempo il titolo era Brutti e sfortunati. Perché brutti, ancora brutti, molto brutti, bruttissimi, lunghissimi. Garcia, non dire che non ci sono problemi. Non si può mentire. Non si può mentire fino alla fine. Non si può mentire, bruttissimi, ma anche un po' sfortunati, perché il palo, perché la traversa, perché il rigore su Osimhen forse non c'era, ma forse c'era una mano. Allora, io per fare un'analisi seria devo leggere, perché vedete, io sono preparatissimo, e domani l'analisi tattica, lasciate i like subito, iscrivetevi al canale, che domani ci sarà un'analisi tattica di 57 minuti, perché non è possibile vedere queste cose, eh? Non è assolutamente possibile. Abbiamo perso oggi, non abbiamo nemmeno pareggiato, abbiamo perso. Braga-Napoli, ovvero sia, perché è lungo il titolo, Bayern di Monaco-Napoli. Occasione loro deviata, cominciano subito la paura, e ho visto una squadra impaurita, una squadra tesissima, guardiamoci tesi, impauriti, e si vede pure quando segniamo. Allora, poi loro ci vogliono fare un regalo, perché sono generosi e portoghesi, e regalano il pallone a Osi, che però la spara addosso al portiere. Dopodiché Osi, che onestamente era indemoniato oggi, ma molto solo, molto solissimo, di testa quasi dentro quel palo che poi per pochi centimetri non entra. Di Lorenzo di testa, parato palo, quell'azione. Dopodiché, Anghissà, che vogliamo fare? Frank Zambò, Anghissà, che cosa vogliamo fare? Pare pure che ci sia stato un problema per Cajuste, che è andato in tribuna, quindi non c'era nemmeno la possibilità, e che Garcia si può anche giocare il jolly. Volevo far giocare Cajuste, però non è possibile, ha avuto una botta. Anghissà, che cosa vogliamo fare? Perché se poi venite a lamentarvi con me che Trevisani dice che Anghissà fa delle partite oscene, Trevisani ha ragione. Trevisani ha 100 volte ragione. Trevisani non ha la sciarpa del Napoli. Trevisani non ha un affetto intrinseco per i giocatori del Napoli. Trevisani vede quello che vede, e vede che Anghissà delle volte, lui diceva nella sua nazionale, Anghissà fa delle partite oscene anche con Spalletti, quindi Trevisani è anche impreciso. Anche con Spalletti Anghissà ha fatto partite oscene. Che cosa vogliamo fare? Si addormenta, deve fare il fallo al limite dell'area, giallo. Quanti cartellini gialli ha avuto il Napoli? Abbiamo avuto nel primo tempo un possesso palla esagerato, lo abbiamo perso quel possesso palla nel secondo tempo, lo abbiamo perso. Giallo di poco fuori, Osi di testa fuori, passaggio di Politano. Osi la traversa, poi anche sfortunato lì. Ostigard quasi autogol. Ah già, perché nel frattempo si è fatto male Rachmani. Doveva giocare Amir con Nathan nei piani di Garcia per Genoa, non abbiamo voluto rischiare, abbiamo perso Rachmani. Poi ci sarà l'ingresso per Nathan e ne parliamo. Quindi Ostigard quasi autogol, poverino, è stato preso in contropiede, ci mette il piede, quasi autogol, ma insomma. Politano parato, Osi rigore, tutta quell'azione che non c'è stato il rigore, forse ci sta un fallo di mano, ma dell'arbitro non... Ragazzi, mai, ma non venitemi a dire, vi banno, se qualcuno vuole parlare dell'arbitro, dell'accanimento, no, assolutamente no. Questa squadra si deve dare una svegliata, mi dovete dire chi viene al posto di Garcia. Me lo dovete dire, io accetto le dimissioni o il licenziamento immediato, perché questa è una squadra che non c'è, non ci sta proprio. Osi indemoniato, mi sono scritto, poi un tiro loro deviato ancora, il giallo ad Osimhen per proteste, dopodiché c'è il gol del capitano, che è esemplificativo, perché è sempre il capitano che toglie le castagne dal fuoco, anche un po' in difficoltà se vogliamo in difesa, ma alla fine... C'è stato un colpo di testa all'indietro di Osimhen su cross di Kvara, che solo quello ha fatto. Kvara è un altro elemento di cui dobbiamo parlare. Perché poi ce la vogliamo prendere con Kvara, prendiamocela con Kvara, non c'è problema. Ma perché
quando per gli altri giocatori parliamo del problema Garcia che non li fa esprimere bene, per Kvara deve essere un problema suo. Può essere un problema anche l'allenatore per Kvara. Ce la vogliamo prendere con Kvara? Prendiamocela con Kvara. Insomma, Di Lorenzo segna e lì si vede Garcia, meno male. Garcia fa proprio meno male. Allora non dire, non fare finta, ma va tutto bene. Il presidente mi chiama, non mi chiama, niente di diverso dal solito, non va tutto bene. Sei teso anche tu. Sono tesissimi i giocatori, perché quando si fa il capannello e non si esulta per il gran gol, ma si fa il capannello del gruppo unito. Chi di voi, me lo dice nei commenti, vi ricorda? Che gol vi ricorda? Il gol di Insigne col Salisburgo, che poi portò all'esonero di Ancelotti. Ma è evidente che le cose sono similari. Dopodiché 2 salvataggi di Juan Jesus a fine primo tempo. Poi si perderà. Con calma, con calmissima, assolutamente. Secondo tempo, Anghissà è ancora in campo e comincia anche benino, perché c'è un colpo di testa che però è centrale. Io poi mi scrivo lunghissimi, osi solo, lunghissimi, e ci sta anche un passaggio, quando entra Raspadori, dove dice a 5, voi dovete ascoltarli bene, voi dovete unire i puntini, perché poi sì, guardiamo le posizioni medie, vogliamo ascoltare Garcia, eccetera, eccetera. Secondo tempo il Napoli qualcosina fa all'inizio, ma gioca 4-5-1, non è un 4-3-3, è un 4-5-1. Alla fine della partita è un 5-4-1, lo dice Di Simeone, non lo dico io. Anghissà deviato, Kvara di sinistro alto, il giallo anche per Politano, proprio in affanno. Osi di poco fuori, deviato su un bel passaggio di Olivera, Osi deviato sempre su Olivera sul tacco, perché si interrompe, ma io sono riuscito a sistemare. Ho deviato alto, il gol mangiato da Orte, se ne sono mangiati tantissimi proprio evidenti su una deviazione di Lobotka. Poi ho scritto soffro, perché soffrivo tantissimo. Osi in difesa, perché stava aiutando, e Lobotka è diventato un box to box, perché dovete capire anche Lobotka che ruolo aveva oggi. Era l'unico che aveva un po' più di freschezza atletica e faceva quel lavoro che di solito deve fare Anghissà, e molto spesso Anghissà si trovava a sinistra, si trovava lui centrale, non si capisce niente tatticamente. Meret bello alto, questa è una delle cose, forse l'unica cosa buona di oggi. Meret alto nelle uscite di piedi, uscite alte così, è l'unica cosa secondo me interessante di oggi. Arbitro permissivo, mi sono scritto, perché permissivo, perché si gioca alle europee, non buttatevi a terra, non simulate, non buttatevi a terra, perché poi è colpa vostra, non simulate, non buttatevi a terra, perché poi è colpa vostra. L'arbitro permissivo gioca, leggi la partita e gioca tosto, anche perché poi arriverà il gol loro sulla mancanza di tostezza, perché è così che succede. Però i gialli volano, che c'è un giallo anche per Raspadori, mezzo rigorino loro, mezzo rigorino per loro, Lobotka un rigorino grigio, lì dobbiamo dirle tutte le cose. Zielu fuori su un bellissimo passaggio di Di Lorenzo, di sinistro, un tocco così, giallo per Raspadori, l'ho detto, il gol loro arriva, 2 spallate, uno la vince, uno la perde, lo meritavano ampiamente, poi vediamo le responsabilità domani. Dopodiché giallo ad Olivera di gomito, nervosissimi, e arriva l'autogol propiziato da Zielinski, che sempre almeno ha la qualità per mettere un pallone in mezzo. Ma non è finita, perché poi c'è un gol mangiato da loro sul corner, solissimo sul corner. Come fai a essere così solo? Nathan, che nel frattempo era entrato pure Elmas al posto di Kvara, non ha importanza. Nathan in scivolata con le mani dietro la schiena, mica male. Poi loro un altro tiro alto, spazza, si è visto proprio il panico negli occhi di Juan Jesus, spazziamola perché stiamo vincendo la Champions League contro il Real Madrid. Ostigard, il panico generale sull'ultima azione la dà a quello e quelli prendono pure il palo. Signori, questa è perché è bene non farsi prendere dal momento, no? E dire tutta poi abbiamo vinto, meno male, andiamo a... No. È bene fare la cronaca dei fatti in modo tale che uno sa di cosa sta parlando. Questa squadra è assolutamente inguardabile. Siamo stati sfortunati, tutto a posto, eravamo comunque inguardabili nel primo tempo, siamo stati oltre che inguardabili nel secondo, una sofferenza assoluta contro il Braga. Il Bologna ci fa un culo così, non c'è alcun dubbio. Di conseguenza, attenzione, non so se esiste un altro allenatore pronto
a prenderci, a traghettarci, serve Nicola, Cannavaro, Conte, Montella, no, è firmato per la Turchia, insomma ditemi qualsiasi nome volete voi. Questa squadra in questo momento c'è bisogno di un intervento forte da parte del presidente, è l'unica cosa, perché se c'è stato un chiarimento tra giocatori e allenatore non è bastato, perché proprio in campo stiamo messi male, c'è paura, c'è tensione, non funziona. Di conseguenza serve un intervento dall'altro, non esiste un Giuntoli, serve un direttore che fa da filtro o il presidente stesso che arriva, urla e parla. È male, eh? Così non si arriva in Champions, così si esce ai gironi, così il mazzo non basta. Quindi attenzione a quello che vogliamo fare, perché passiamo dallo scudetto all'altra parte della classifica e ci siamo già passati, dobbiamo fare tesoro del passato. Con Ancelotti siamo passati da secondi in classifica all'altra metà della classifica. Attenzione, perché questo è possibilissimo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, ciao.